Una folla di fedeli ha gremito martedì 15 gennaio la chiesa di Santa Restituta a Sora per partecipare alla messa esequiale per Monsignor Bruno Antonellis. Autorità civili, militari, tutto l'ordine sacerdotale, il già vescovo di Sora, Cassino, Aquino e Pontecorvo, Lorenzo Chiarinelli, il vescovo emerito, Monsignor Luca Brandolini, hanno voluto stringersi per l'ultimo abbraccio a Don Bruno, venuto a mancare domenica 13 gennaio all'età di 82 anni. La celebrazione è stata presieduta dal vescovo diocesano Monsignor Gerardo Antonazzo, che nell'omelia ha ricordato Don Bruno come pastore buono ed amabile. Ho voluto ancora prima, e lo ripeto ancora adesso, c'è una parola che a mio parere può dare sintesi a quello che è stato l'uomo, il credente e il servo di Dio, sacerdote, l'amore. È un uomo che ha dispensato amore senza confini e verso chiunque per qualunque ragione, un amore senza calcoli, un amore che prima di guardare in faccia alle persone ha cominciato a servirli come Gesù a partire dai piedi, a lavare le loro attese, a lavare le loro speranze, a lavare le loro invocazioni, a dare in qualche maniera una condizione migliore di vita nel corpo, ma nell'anima, spesso nella coscienza, restituendo pace e serenità, non necessariamente con una elemosina materiale, ma dispensando quei frammenti di vicinanza che per la gente ha costituito un cibo davvero molto nutriente. La commozione si unisce oggi alla gratitudine. È vero che umanamente perdiamo un sacerdote esemplare, oltretutto dico al Signore che ce ne deve dare un altro così, altrimenti lo richiamiamo indietro, ma la commozione si unisce proprio alla gratitudine al Signore. Grazie per questi preti così, grazie per questa esemplarità da cui tutti, io per primo, abbiamo da imparare. Al termine della celebrazione ha rivolto un messaggio di commiato a nome dell'intera comunità parrocchiale al caro Don Bruno Sandro Rapini, a cui è seguito il ringraziamento a tutti coloro che si sono uniti alla famiglia in questi giorni da parte del nipote Giuseppe Rufo, che ricordando il caro zio ha sottolineato il suo tratto più distintivo, l'umiltà. Oggi non chi ha un ruolo, non chi ha un compito, ma chi testimonia una esperienza è parola che si ascolta e che rimane. E questo è stato Don Bruno. Mi auguro che continui questa sua presenza, testimonianza che insegna e presenza che alimenta. Oggi abbiamo bisogno di tante cose, ma ce n'è qualcuna di cui non possiamo fare a meno, e che è la fiducia, la speranza, il guardare avanti. E perché questo avvenga bisogna che ognuno guardi l'altro con occhio buono e come suo fratello. E Don Bruno questo lo ha saputo fare. Sora perde una persona, ma conservi una memoria e una testimonianza. Il ricordo di Don Bruno è un ricordo perenne, noi siamo rimasti in contatto sempre, ci siamo sempre sentiti, per me è stato il mio primo e più importante collaboratore. E devo dire anche che in molte occasioni, specialmente i primi anni, è stato anche un mio più che fratello, perché mi aiutava a capire le situazioni, a moderare un po' il mio entusiasmo e a tenermi con i piedi per terra, aprendo il cuore a tutti e sempre. Molto, molto ho imparato da lui. Per me è più che un fratello. Voglio ringraziare tutti per questi saluti affettuosi e per questi ricordi che sono ricambiati. La salma di Don Bruno Antonellis ha lasciato la chiesa di Santa Restituta portata a spalla dai sacerdoti per essere tumulata nel cimitero cittadino di San Donato Val di Comino.